questa situazione, pur lavorando, pagando le tasse e pur essendo un'onesta cittadina, ho subito un'aggressione in casa, non ho potuto difendermi in tribunale perché passò l'indulto, ma soprattutto ero accusato dal PM di rissa perché mi sono difesa. Cioè nego solo ciappare, ma nego anche dare a quei che sono dentro casa mia. Ecco, degli aggressori, degli spacciatori noti alla questura di Treviso, che attualmente gestiscono un racket di prostituzione, di spaccio e tutto ciò noto alle forze dell'ordine. Queste sono delle persone che attualmente girano ancora per Treviso. Dopo quella situazione io personalmente ho detto: se resto qua e se decido di continuare a stare in un paese che dà la stessa tutela a chi aggredisce in casa, nella mia proprietà privata, dentro la mia casa, e non posso avere la benché minima tutela, io credo che questo sia uno Stato che non merita la mia fiducia. E da lì è iniziato il mio percorso politico, che mi ha portato un anno fa, proprio qui a Treviso, all'Hotel Maggior Consiglio, a fine maggio, a essere tra i fondatori del movimento Indipendenza Veneta. Con loro, con i soci di questo movimento, noi abbiamo studiato un percorso legale, democratico, pacifico, per consentire al Veneto di diventare una repubblica indipendente e sovrana. La campagna elettorale di Treviso mi offre quindi l'opportunità ancora una volta di spiegare le motivazioni per cui io faccio politica, ed è proprio questo, cioè quello di spiegare a tutti che anche se anch'io quella volta non ero responsabile della situazione in cui mi sono trovata, sicuramente lo sarò se non faccio nulla per cambiare questa situazione. Anch'io come voi tutti i giorni lavoro, ho una piccola impresa e conosco la difficoltà di essere imprenditore qua, in questo paese. Non vi nascondo che mi sento un eroe nel portare avanti un'attività che probabilmente all'estero sarebbe molto più fiorente, sarebbe molto più invidiata, perché quando mi arrivano degli investitori dall'estero mi dicono: ah, ma in Italia comunque non investo, e quindi capisco che la mia attività qui, piantata qua a Treviso, ha veramente molte meno potenzialità e molto meno valore rispetto a che se fossi in un sistema veramente competitivo come potrebbe essere la vicina Slovenia e l'Austria. Quindi politicamente il percorso che ho fatto in questo periodo è quello di dire: basta pensare di andare all'estero, di delocalizzare le nostre aziende. Io dico questo è il momento di pensare invece di far delocalizzare lo Stato italiano e di riprenderci qui noi in gestione questo territorio, perché siamo delle persone eccellenti nella nostra attività, nel fare impresa, nel fare volontariato, nel tirare avanti a volte con dei bilanci miseri, come quello del comune di Treviso, dove, forse Beppe Mauro mi può correggere, però a budget lo scorso anno c'erano 779.000 euro dedicati dallo Stato italiano a questo comune, che sono ben 9,5 euro al cittadino, quindi una miseria, un'offesa per chi come noi paga quasi il 69% di tasse allo Stato italiano. Ecco, questa è l'opportunità di cambiare e di cambiare pagina. Chiudo dicendo che come per il Veneto siamo la forza più innovativa e che oggi aggrega tutte le forze politiche in Regione Veneto, da Rifondazione Comunista passando per l'UDC, il PD, il PDL e la Lega, che sostengono questo percorso in maniera trasversale. Anche per il Comune di Treviso siamo riusciti a redigere un programma innovativo proprio perché chi fa parte della squadra di Indipendenza Veneta riesce a vedere al di là, riesce a avere una visione ben più alta rispetto a quello di stare qui all'interno, soffocati in questo momento di crisi. Questo momento di crisi per me è una grandissima opportunità che ci apre un futuro splendente. Grazie.